Mister, è andata male. È andata male perché abbiamo voluto farla andare male. La partita si era messa nel migliore dei modi, abbiamo chiuso il primo tempo in vantaggio 1-0, poi siamo naufragati, non abbiamo più capito niente, siamo stati molli, non abbiamo più voluto giocare e loro ne hanno approfittato e si sono meritati la vittoria alla fine. Un Verona che comunque è sempre in testa a +1 sul Brescia, insomma ad inizio del campionato ci avreste messo una firma a quest'ora ad essere in quella posizione. Ma su questo non c'è dubbio, però ripeto, non si può approcciare un secondo tempo come quello di oggi, anche perché essere riusciti a portare a casa il risultato qua voleva dire scudetto. Adesso tutto è riaperto, abbiamo ritirato in gioco anche il Mozzanica e vedremo quello che verrà da qui alla fine. È chiaro che le ragazze devono avere un'altra mentalità. Non mi è piaciuto l'approccio del secondo tempo e non mi sono piaciute la mentalità di alcune giocatrici. Veramente la squadra oggi mi ha preoccupato più di quello che pensavo. Non ha parlato della direzione arbitrale? Ma non voglio parlare, credo che l'abbiate vista tutta. Questo proprio ha dimostrato incapacità dal primo all'ultimo minuto, arbitrato a senso unico. Io credo che per partite del genere, almeno non dico un arbitro bravo, ma un arbitro decoroso, quello che non è mai stato nei 90 minuti questo arbitro e tutta la terna in generale. Sabato non c'è sosta neppure per Pasqua perché si va a Mozzanica in Coppa Italia, un'altra gara importante e una competizione importante. Sì, noi ci teniamo, vogliamo passare il turno anche in Coppa Italia e faremo di tutto per cercare di vincere. È chiaro che dobbiamo avere un altro approccio alla partita, un'altra mentalità e un altro spirito. Patrizia, cosa non è andato oggi? Il risultato sicuro. Forse nel primo tempo dove noi avevamo più coraggio, avevamo più la palla, dovevamo andare sul 2-0, non abbiamo mai rischiato niente il primo tempo, invece poi nel secondo tempo forse un po' di rilassatezza, forse abbiamo subito molto l'aggressività del Brescia, cioè la disperazione del Brescia, ecco. E siamo andate in affanno per 10 minuti e poi alla fine non abbiamo più giocato. Verona che però è sempre in testa alla classifica a +1. Sì, ma noi rimaniamo con i piedi per terra sia ora che stiamo a +1, ma dovevamo starci anche nel caso fossimo andati a +7. Siamo in testa alla classifica, ci siamo un po' complicate il percorso, però rimaniamo tranquille perché soltanto con il lavoro, con il sacrificio, cercando di capire dove abbiamo sbagliato, dove potevamo far meglio, comunque ce la giochiamo fino alla fine.